Allora, eccoci qua, tornati in diretta, allora, TV7 Match. Allora, Ermanno. Torniamo sulla famiglia, che è la cosa più importante che abbiamo e che non possiamo farne a meno. Stiamo discutendo se e come riusciamo a uscire da questo vicolo chiuso, perché le famiglie si stanno formattando in maniera diversa e non sono stabili, cosa che invece una volta c'era. E quindi abbiamo delle grosse difficoltà di poter portare avanti normalmente questa società. Allora facciamo un passo indietro, vediamo un attimo con un contributo all'epoca del ventennio come aveva tentato di risolvere il problema il buon Benito. Certo, ma sentiamo anche prima un brano musicale, no? Assieme, che ci dice un po', ci dà anche un po'. Storico, poi il brano musicale ci sta perché era la speranza di un giovane per poter mettere su la famiglia e di avere almeno 1000 lire al mese. Facciamo partire il brano. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina, tale e quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora. Nella sala da Vittoria a Palazzo Venezia, 95 coppie prolifiche, scelte quest'anno fra le categorie lavoratrici agricole, braccianti, giornalieri, piccoli affittuari, coloni e mezzadri, hanno ricevuto dalle mani del Duce la somma di 5.000 lire, cui si aggiunge un libretto di risparmio di 1.000 lire per l'ultimo nato di ciascuna coppia. Ecco, siamo a 30 anni circa, poco più, di quell'evento che abbiamo detto all'inizio, Bava Beccari spara sulla folla, perché le famiglie non avevano nemmeno il pane e il sale per poter mangiare. C'è un salto di qualità, poi finalizzato a che cosa? Finalizzato ad avere più popolazione. E più popolazione vuol dire avere un buon esercito, e quindi questo è uno degli esperimenti che l'Italia fa con il regime. Ecco, vorrei capire se invece di finalizzarlo a un conflitto futuro, se fosse finalizzato al ricreare una società, quali sarebbero i passi da fare? Prego. Ma diciamo che, allora, premesso che onestamente, lo dico con sincerità, non sapevo di questo premio che fu dato all'epoca a queste mamme. Guardando questo filmato, scusate, mi è venuto in mente il discorso del quoziente familiare, okay? Questo famoso quoziente familiare che da decenni se ne parla, dove in qualche maniera le famiglie dovrebbero poter essere sgravate a livello del numero, in funzione del numero di persone, quindi di mamma e papà, di quanti figli ci sono, di poter pagare meno tassa. Ecco. Qua di incentivi alla maternità o comunque le famiglie non se ne vedono, cioè ci sono tutte le formazioni politiche negli ultimi anni, cioè non è stato fatto assolutamente nulla per la famiglia. Soprattutto, non so se avete notato, la dignità. Poi lo scopo lasciamo perdere, ma la dignità che viene data alla donna, l'importanza. Perché se noi diciamo che questa cosa è bellissima e chi ha un figlio è la fine del mondo e ci facciamo un film sopra e poi ce ne facciamo una serie televisive, la gente prende consapevolezza e orgoglio di quello che fa. È una società che a livello di media deprime la donna.
che poi la donna giustamente deve essere inserita nel posto di lavoro, deve guadagnare, deve avere una propria indipendenza economica, non dipendere dal maschio, come dicevamo durante l'intervallo, no? Cioè la donna, se non ha un lavoro, se c'è una divisione tra uomo e donna, se c'è una separazione, è una tragedia. Ci racconti un po'? È una tragedia, comunque, cioè sussidi e quant'altro, cioè, hanno durate temporali limitate, comunque non, cioè, sulla dignità del sussidio poi possiamo anche discutere, e comunque non danno una garanzia per il futuro. Cioè, per esempio, mi ha spiegato meglio gentilmente cos'è questo reddito di maternità, adesso al di là dei dettagli, poi la durata nel tempo. Bene, ma poi quando questi figli crescono, è come se io ho un marito che mi mantiene, poi crescono i figli, ci separiamo, cioè lì diventa il momento. Guardate, cioè, l'indipendenza economica, le donne hanno lottato tanto per averla, certo, perché è un'indipendenza che poi si riflette su tutte le altre scelte della loro vita, e questo vale anche per gli uomini, però parliamo delle donne perché volenti o nolenti è la parte debole, cioè sì, quella che sta ancora camminando. Vorrei completare quello che sta dicendo, non a scapito della donna, ma lo so, della possibilità di avere dei figli. Questo sta facendo la società, sta facendo esattamente il contrario, sta vessando la donna. Sì, però poi, insomma, questo ragionamento può avere un senso. Certo è che implementare quelli che sono gli aiuti per le donne è una cosa che una società civile dovrebbe fare, per le donne, per le famiglie, perché come il congedo di paternità e il congedo di maternità è il discorso che comunque poi anche è cambiata molto la concezione, penso, io non lo so, 60 anni fa quanti papà si vedevano magari che accudivano i figli, già questo passo è stato fatto nel tempo ed è molto più parificato anche l'accudimento, e non è più considerato sminuente, perché c'è anche questo, per questo io torno sempre all'aspetto culturale. Una volta un papà che cambiava un pannolino lo guardava e diceva: ma cosa stai facendo? Cioè, purtroppo i grandi cambiamenti poi passano spesso anche per tante piccole cose che si sommano le une alle altre. Prima non dobbiamo soccombere ai cambiamenti, cerchiamo ma li dobbiamo governare, certo, però seconda cosa, non diciamo aiuto alla donna, parliamo di diritto della donna. La donna, quando mette al mondo il figlio, acquisisce un diritto che lo Stato gli deve riconoscere, non deve aiutare la donna. La donna ha allo Stato che siamo noi, ha dato un figlio e si impegna ad allevarlo bene. Prego. Ma io credo che qui sarebbe corretto parlare di aiuto alla vita, cioè noi dobbiamo mettere la vita, dobbiamo salvaguardarla, ma anche la nascita, cioè poter pensare veramente un aiuto alla nascita, che lei parlava prima di aiuto alla donna, ma io direi aiuto ad essere genitori, perché anche c'è un desiderio di essere padre al pari, no? Che poi l'esperienza della maternità è unica proprio per come si configura biologicamente un dato di fatto, e poi il bambino nelle prime fasi ha proprio bisogno dell'attaccamento con la mamma, ma anche ha bisogno dell'attaccamento con il papà, cioè la famiglia è veramente un luogo dove si imparano le relazioni e c'è bisogno di stare in relazione. Adesso noi facciamo i corsi dove insegniamo ad abbracciarsi, diciamo alle persone: abbracciatevi, no? E si scopre l'acqua calda, quando un bambino invece poteva stare appiccicato alla mamma per un lungo tempo e acquisiva anche un senso di sé, ma lo stesso anche avere un contatto con il padre, no? Certo. Mentre non so, nell'educazione passata non c'era questa abitudine, invece c'è bisogno proprio di umanizzare anche le relazioni, e la famiglia è un luogo privilegiato per vivere questo. Ma si è constatato anche, per esempio, bambini che sono allattati al seno invece al biberon hanno comportamenti diversi. Sì. C'è un rapporto diverso, perché è un rapporto necessariamente fisico, cioè allora, non è una questione, non è una teoria, non è una filosofia, è una questione biologica. Assolutamente, ma infatti il bambino conosce il mondo attraverso il seno della mamma, no? È il primo contatto, cioè quando dopo 5 minuti è in grado di poppare.
ed è il primo canale di conoscenza con il mondo. Chiaro, se poi una donna non può allattare per vari motivi, voglio dire, c'è il latte in polvere, no? Ma l'esperienza dell'allattamento è un'esperienza fondamentale sia per la madre che per il bambino, e noi uomini questa esperienza purtroppo non la possiamo fare, no? Certo. E quindi questa è la peculiarità. Noi dobbiamo sostenere le peculiarità. Quindi la donna non deve sentirsi discriminata, no? Sta fuori per un po' di anni e poi quando torna non trova più lavoro, non deve esserci questo. Io non mi immagino alcuni medici che sono in ospedale, donne che poi arrivano e non trovano più il loro lavoro, si sentono discriminate. Io questo non lo tollero, deve mantenere il suo lavoro, magari anche poter fare sia questo che quello, devono esserci dei turni dove può lavorare la donna. No, come diceva lei prima, rispetto invece alle chiusure domenicali per le lavoratrici della grande distribuzione, no? Certo, ma ce ne sono molti altri casi. Assolutamente sì. E non sempre le aziende sono in grado di accogliere un asilo, dei bambini, quindi la donna che va a lavorare in certe aziende è impossibilitata poi di poter seguire da vicino i propri figli, eccetera. Quindi la società va riorganizzata, perché se no riscopriamo che nell'Africa sono più umani di noi. Sì, assolutamente. Le donne sono più realizzate, no, non dal punto di vista economico, che è essenziale, fondamentale, e anche perché è paritetico a quello dell'uomo, ma la realizzazione della donna avviene nel momento in cui ha un figlio, e la realizzazione del maschio è nel momento in cui la donna gli dà un figlio, e la società se ne giova di questo, e se ne giova nella misura in cui poi la donna accompagna i figli fino a una certa età, perché se no ce li ritroviamo, come succede adesso, no? Che è difficile recuperare un ragazzo che ha 12, 15, 16 anni quando è andato incontro a esperienze che sono traumatizzanti. Quante ce ne sono che non riescono ad inserirsi e saranno esclusi per tutta la vita? Ecco, una cosa, se posso aggiungere riguardo il discorso della nostra proposta del reddito di maternità, ecco, proprio per precisare il valore che noi diamo anche può diventare permanente, cioè questo, allora, se si arriva ad avere 4 figli, questa quota mensile di 1.000 euro mensili diventano vitalizi, e diventano vitalizi anche nel momento in cui nasce un bambino disabile, perché sappiamo comunque le difficoltà che ci possono essere nell'accettare un figlio disabile, purtroppo vediamo tante volte, troppe volte, come va a finire. Invece nelle famiglie in cui c'è l'accoglienza anche per il bambino che ha delle problematiche, noi ci sentiamo nel nostro piccolo, nel nostro movimento politico nato nel 2016, stiamo cercando comunque di fare questa proposta coraggiosa, che riteniamo coraggiosa, per dare comunque un input alla società. Da qualche parte bisognava cominciare, e noi abbiamo deciso di cominciare da questa parte qua. Se poi sarà la migliore o non sarà la migliore, questo qua credo che lo deciderà la storia. Noi stiamo procedendo con questa raccolta firme. Sul sito pdfveneto.it c'è l'elenco degli uffici dove chi vuole, chi gradisce può andare a firmare. Non costa nulla, ovviamente, non chiediamo oboli per queste cose, ecco, lo preciso. Però è un segnale, e vedendo anche la reazione che c'è stata proprio da molte mamme anche dicono, caspita, ci chiedono, è retroattiva questa cosa? Purtroppo no, diciamo, però cerchiamo di farlo per le nuove generazioni, magari per le ragazze che saranno mamme a loro volta, ecco, sicuramente è qualcosa sul quale vogliamo porre l'attenzione, ecco. Ecco, Silta Miotti invece, una curiosità, il tipo di legame, cioè quindi il matrimonio, la convivenza, piuttosto che il matrimonio civile o quant'altro, che influenza hanno poi nell'avere figli nella coppia? Ma di per sé ci sono coppie che convivono, che hanno figli, e quindi c'è un'apertura alla vita comunque. Quindi di base adesso c'è proprio un cambiamento culturale. Allora il contratto, possiamo dire che psicologicamente, adesso io mi stavo anche chiedendo, no, in questi giorni, ma perché le persone non fanno il salto di sposarsi?
un po' perché vedono che diventa poi complicato se le cose vanno male, ma io da un punto di vista psicologico noto che c'è una difficoltà del per sempre, cioè di fare questo salto che poi per carità è reversibile, per una volta era irreversibile, però il matrimonio è una sorta di impegno, tra virgolette, per sempre. Però ecco, rispetto alla sua domanda, il fatto che ci possa essere comunque prendersi cura dei figli anche in contesti diversi, anche se non si è sposati, questo effettivamente capita, cioè non farei una distinzione che alcuni sono meno adatti di farlo. Sicuramente da un punto di vista psicologico la stabilità aiuta, cioè il fatto che ci sia un legame, ci siano dei confini, questo può aiutare, però non è una discriminante, questo mi sentirei di dire. Certo. Beh, lei ha parlato di matrimoni, di unioni e quant'altro, noi abbiamo preparato un servizio proprio sulla questione del matrimonio, ho cercato di capire in Europa dove ci si sposa di più, dove si divorzia di più o di meno. Se la regia lo può proporre. 4,3 matrimoni ogni 1000 abitanti. È questa la media, secondo i dati diffusi da Eurostat, di quanti decidono di ufficializzare la loro relazione nei paesi dell'Unione Europea. Si sposano di più i cittadini dei paesi dell'Est e del Nord Europa. L'Italia, con 3,2 unioni ogni 1000 abitanti, è in coda alla classifica. Peggio di noi sta solo la Slovenia con 3,1, ma la situazione varia molto da paese a paese. In cima alla lista degli stati dove ci si sposa di più c'è la Lituania, 7,5, e la Romania, 7,3. Terzo posto a pari merito per Lettonia e Cipro, 6,8, tassi alti superiori a 5 matrimoni su 1000 anche in Nord Europa, mentre bisogna scendere fino a quota 5 per trovare la Germania, 4,4 il Regno Unito, 3,7 la Spagna, 3,5 la Francia. Per trovare l'Italia bisogna, come si diceva, scendere quasi in coda alla classifica. Il dato italiano probabilmente risente delle difficoltà occupazionali ed economiche del paese, che vede coinvolti soprattutto i più giovani. Mettere su casa in giovane età non è semplice e questo probabilmente frena le aspirazioni delle giovani coppie. Tuttavia va anche detto che nel nostro paese si divorzia un po' meno che all'estero. La Lituania, record di matrimoni, ha anche molti divorzi, 3,1 ogni 1000 abitanti, stesso dato anche per la Lettonia, meno litigiosi a Cipro, dove si registra un 2,3. In Italia si registrano 1,6 divorzi ogni 1000 abitanti, sono 2 in Germania. La Romania è il paese dove i matrimoni resistono di più, i divorzi infatti sono solo 1,5 ogni 1000 abitanti. Ecco, diciamo che da questi dati emerge una cosa, diciamo, i paesi dell'est, in particolare ad esempio la Romania, è un paese dove ci si sposa molto e i matrimoni resistono. Allora, diciamo, è il benessere che penalizza la coppia, quindi come dicevamo prima il consumismo, questo potere tutto che dice mi sposo ma poi anche mi divorzio, lascio stare, oppure è una questione di come dire, a questo punto di paese, di etnia, chiamiamola così. Cosa dice Miotti? Ma la questione io credo che sia più una questione di cultura, sicuramente i cambiamenti economici, ma anche le possibilità di comunicazione. Pensate anche adesso nel matrimonio l'influenza che ha avuto il telefono. No? Quanti matrimoni saltano per la presenza del telefono? A volte un tradimento veniva nascosto, adesso col telefono è una sorta di scatola nera che ciascuno di noi ha e in qualche maniera a volte può saltare fuori una relazione o un tradimento. Allora questo è un aspetto. E poi l'altro aspetto è sicuramente la possibilità di comunicare. Io mi metto in contatto e quindi mi do delle possibilità anche altre rispetto al mio matrimonio, o posso creare delle relazioni. Una volta si diceva che uno andava a conoscere la fidanzata a Vespro, no? C'erano poche possibilità di relazione. Adesso la possibilità di comunicare in tanti modi offre anche più possibilità di contatti tra le persone, possibilità di comunicazione. Sicuramente l'aspetto economico ha un'influenza,
ha un'influenza. Resta sempre al centro dell'attenzione. Cosa dice Avvocato Sezzon? Allora io la vedo da un punto di vista veramente legale. La differenza delle percentuali, secondo il mio parere, è dovuta alle diversità legislative che governano i processi di separazione e divorzio nei paesi che abbiamo visto. Dell'Est. Il nostro paese prevede le 2 fasi separazione e divorzio, molti paesi dell'Est prevedono solo il divorzio senza la fase intermedia. Hanno delle regole molto più veloci, però vi dirò un'altra cosa, che il fatto che ormai i matrimoni siano sorpassati ampiamente dalle convivenze. C'è il per sempre, forse c'è, però il per sempre francamente ormai non è più neanche con il matrimonio, perché con la legislazione che abbiamo noi adesso, sia per quanto riguarda gli impegni futuri, sia per quanto riguarda le modalità, noi se abbiamo una separazione consensuale senza figli minori dopo 6 mesi possiamo chiedere il divorzio, se abbiamo figli minori dopo 1 anno comunque gli assegni di mantenimento sono molto diversi, cioè è cambiato il mondo nel frattempo. I figli, grazie a Dio, sono diventati tutti uguali, non sono più legittimi, legittimati o naturali, e quindi abbiamo fatto dei passi avanti. Francamente penso, io la voglio vedere in positivo, che il fatto che le persone si sposino meno è perché considerano comunque vincolante anche un patto di convivenza e un impegno che viene preso senza formule sacramentali. Forse durano anche di più perché non sono costretti a un rinnovare le promesse come dovrebbe essere il matrimonio cattolico, ma a un rinnovare le promesse laico tutti i giorni. Certo che sì, non credo che in questo momento sia un deterrente economico per il matrimonio. Ecco, io noto che molte persone mi dicono no, non ci siamo sposati perché tutti quei soldi, no, siamo andati a vivere insieme e abbiamo preso la casa. Certo, c'è un misto di cose, però la grossa differenza tra paesi è senz'altro una differenza anche di legislazione. Certo. Zannini? Io direi che per quanto riguarda quelle tragedie che sono le separazioni, secondo me a livello di società dobbiamo fare in maniera di cercare di prevenire, in qualche maniera di supportare quelle che possono essere le coppie sposate in crisi, perché effettivamente, cioè, prima di arrivare al patatrac finale dobbiamo domandarci, noi facciamo veramente il possibile come società per cercare di aiutare, perché voglio dire, delle coppie che si separano dopo tanti anni di matrimonio, cioè, perché succede questo? Dove nasce il problema? Parlava del discorso del telefonino, io sono d'accordissimo, anche perché quante volte si possono fraintendere anche dei messaggi che ci si manda, dico con un'altra persona, certo. Ma cioè, se io mando un messaggio a mia moglie, magari scrivo in una certa maniera, è un testo, voglio dire, se può essere anche frainteso magari in qualche maniera, capito? Certo. Allora effettivamente bisogna, secondo me, che le persone intanto si parlino di più in qualche maniera. Invece sul caso dei matrimoni il per sempre spaventa, è d'accordo con quello che dice Neozzi? Manca un po' la cultura del sacrificio, secondo me, mi dà un po' questa idea. Adesso ovviamente non posso fare i conti in tasca a nessuno, però nel momento in cui uno si impegna con un matrimonio, comunque si lancia in un progetto, bisogna avere il coraggio di farlo anche, bisogna anche però che venga supportata questa cosa da altre persone, che cia un po' una spinta. In questo momento qua non c'è, probabilmente anche la sfiducia al fatto di non riuscire a trovare lavoro subito, di dover in qualche maniera dipendere anche dalle famiglie di origine, che in qualche maniera fanno da ammortizzatore sociale, perché se non ci fossero le famiglie di origine i giovani com'è che partono? Se non hai il lavoro fisso la banca non ti dà il mutuo, voglio dire, cioè, andiamo proprio su, cioè, quel minimo di sostentamento che serve per riuscire a mettere su una famiglia non c'è. Non è che oggi si chieda molto di più, prima abbiamo sentito 1.000 lire al mese, cioè, quindi forse in un'altra epoca. Attenzione, erano 1.000 lire. 1.000 lire all'epoca è come dire, come dire 2.000 euro oggi. Sì, diciamo è proprio questa un po' la forse situazione. Di più, anche perché dovevi comprare anche casa. Il fatto del matrimonio. Io però, se posso, scusate, ho interrotto, però stavo riflettendo, cioè noi abbiamo approfondito il discorso della maternità e l'abbiamo centrato sulla donna, però credo che forse il ragionamento andrebbe ampliato, magari fa un'altra puntata, certo, sull'aiuto alla famiglia, ma alla famiglia io intendo anche, come dicevo prima a lui, la famiglia per me sono anche semplicemente due partner senza figli, cioè l'aiuto alla famiglia, la concentrazione su queste realtà che sono famiglie che possono essere variamente in difficoltà anche se non hanno dei figli. Certo.
Quindi è per questo che secondo me l'approfondimento, per carità, sulla maternità della donna è interessante. Cioè, per una donna non è, insomma, ci sarebbe tutto un discorso da fare, non è l'unico ambito in cui si esaurisce, ma abbiamo già visto. Ma è interessante secondo me vedere l'evoluzione della famiglia, involuzione, ma comunque com'è cambiato. Per me è evoluzione, per loro magari involuzione, e capire gli aiuti anche come devono essere diversificati. Perché a fronte di un dato oggettivo, che è quello anche del calo delle nascite, vuol dire che abbiamo molte più famiglie senza figli, no? Che però si possono trovare in uno stato di bisogno diverso da quello di crescere i figli. Cioè è tanto sfaccettata questa realtà, quindi forse un'altra puntata anche su queste. Non basterebbe, ma comunque no, vabbè, ma intanto dà degli spunti. Proposta, io penso che queste trasmissioni qui abbiano lo scopo di far ragionare le persone. No? Perché tante volte tutti si lanciano degli slogan, si urlano e ci si ferma alla prima parola e non si approfondisce. Invece il merito è quello di dare delle riflessioni, poi ognuno le matura, trae le sue conclusioni, impara. Io oggi insomma, mi sono afferrata di più su quello che è il programma che possono avere, perché poi insomma anche per criticare o per dire non mi piace penso che bisogna conoscere, no? Sì, certo, però attenzione, io non amo molto il termine aiuto. Ho avuto varie esperienze, non solo qui ma anche in Africa, quando si aiuta, diamo l'aiuto all'Africa, aiutiamoli a casa loro, vi garantisco che è una bestemmia, anche detto da una persona di buona volontà, perché di buone intenzioni, diceva il povero Manzoni, e lastricato l'inferno. Se io in una nazione come può essere l'Uganda per aiutare mando 10.000 tonnellate di grano, faccio fallire il contadino che ha i campi, quindi gli aiuti, allora bisogna creare opportunità, perché la persona si realizza se gli do l'opportunità. E allora si organizza e ha la forza anche di dire adesso voglio un figlio, perché chi di noi non ha pensato, voluto, desiderato di avere dei figli e poi ha cercato di organizzarsi, ma si trova di fronte a una società che non lo aiuta, ma non gli dà l'opportunità di potersi tirare fuori. Perché due persone in una famiglia devono lavorare dalla mattina alla sera per mantenere altri due figli e forse non ce la fanno nemmeno? Perché la società ti obbliga ad usare l'auto 360 giorni l'anno e tante sono le persone in famiglia e tante auto ci sono? Perché non stiamo creando una architettura urbanistica a misura d'uomo e non a misura di macchina, a misura di mezzi di comunicazione pubblici come si cerca di fare, e invece no. Prego. Io sono stato nel Ticino, si citava la Svizzera, lì i treni viaggiano fino a mezzanotte, certo. Noi abbiamo girato con pochi franchi e adesso pensavo, venendo qui, io vengo da San Martino dei Luperi, potevo prendere una metro a Campo San Piero e venire qua tranquillamente, perché devo intasare la strada? Ma anche le coincidenze, sono perfette. Assolutamente, cioè lì voglio dire i treni girano per dispetto e vengono frequentati, perché se ci sono vengono frequentati. Allora io rispetto al tema credo che dobbiamo cambiare cultura. Adesso sembra una frase fatta, no? Cosa vuol dire cambiare cultura? Però partire da queste situazioni concrete qui, no? Forse i gilet gialli ci stanno dando un segnale. E io credo... Perché anche in Francia le problematiche sono le stesse. Sì. Adesso poi come vengono presentati io credo che sia una cosa abbastanza discutibile, ma sicuramente c'è una esigenza di base che non collima con le esigenze, diciamo, delle multinazionali, delle grandi aziende, che ti dicono: siccome tu inquini lo 0,001 di
dei tuoi tubi di scappamento della tua auto, devi cambiare auto e ti do anche 6.000 euro, che poi non sono mai 6.000, nel frattempo l'azienda ha aumentato il prezzo per cui alla fine ti costa sempre uguale. Questi trucchi non si possono fare, cioè abbiamo un'economia che va contro la famiglia. È questo che sto dicendo, che maschio o femmina che sia, bambino, va contro la famiglia. La famiglia è strumentalizzata dalle multinazionali che hanno bisogno di vendere il petrolio, hanno bisogno di vendere le macchine. Se non vendono macchine, la Germania chiude, va a casa, ed il rischio è questo, perché non riescono più a vendere macchine, perché non si sa più dove metterle, e la gente è arrivata al punto di dire basta, continuo a viaggiare con Euro 4 e che mi diano la multa, che dovrebbero dare 11 milioni di multe al giorno se vogliono eliminare Euro 4, e non possiamo correre dietro a queste stupidaggini. La precedente trasmissione abbiamo detto che 20 portacontainer, certo, 20 navi portacontainer inquinano quanto l'intero parco mondiale di auto, quindi quanto 1 miliardo e 200 milioni di auto. Ho sentito le navi da trasporto. Di che cosa, voi state dicendo delle cose sacrosante, ma sono irrealizzabili, perché ci scontriamo contro un sistema che non vi viene a favore, vi viene contro. Il figlio è uno strumento per vendere il latte, per vendere i pannolini a prezzi folli, perché se guardate cosa costa un pannolino, è una cosa da fine del mondo, e dopo mezz'ora, un'ora devo buttarlo via e ne prendo un altro. Ma solo buttare via un pannolino è una follia nel senso che io creo una cosa che poi devo riciclare. C'è una società che dobbiamo stare attenti, bisognerebbe maturare di più il concetto chi ci sta gestendo in questa maniera, perché per quanto buona volontà noi potremmo scontrarci sul funzione della donna, se è così e che colà, ma è vessata, come è vessata il maschio, come sono vessati la maggior parte delle persone che si credono democraticamente indipendenti, sono condizionate. Il condizionamento più grande ce l'abbiamo in tasca tutti quanti, è il telefonino. Sanno cosa pensiamo, sanno quanti passi facciamo, sanno il ritmo cardiaco nostro, possono fare un calcolo statistico in tutta Italia o in tutto il mondo quanta gente ha dei problemi di questo tipo piuttosto che di un altro. Non so, ma non sto dicendo una cosa, il grande fratello c'è. Quello del film famoso, certo, no? Orwell 1900, che si sta perfezionando in questo tempo. E quindi, se invece parliamo di unioni, vediamo un attimo l'intervista con l'assessore, perché a Padova abbiamo una differenziazione dei vari tipi di unioni. Siamo andati a indagare, diciamo, un po' qual è la situazione appunto delle unioni. L'abbiamo fatto con l'assessore Francesca Benciolini all'ufficio demografico. Sentiamo. Sono usciti adesso da pochi giorni i dati statistici sul 2018 che ci dicono che sono in aumento i matrimoni religiosi e leggermente in flessione i matrimoni civili, però ancora ci si sposa. Sono stati in tutto 452 i matrimoni nel complessivo, quindi tra religiosi e con rito civile, e di questi 136 sono i matrimoni in cui uno dei due coniugi era di origine straniera, quindi comunque si sceglie di sposarsi. E anche il dato sulle unioni civili è interessante, ci dicono le statistiche che sono 18 le coppie che hanno scelto di avere un'unione civile. Sembra un dato un po' in flessione rispetto a quello del 2017, in cui erano 24 le coppie che si sono unite civilmente. In realtà bisogna ricordare che la legge sulle unioni civili risale a giugno del 2016, e nel 2015 quindi non ce ne sono state, nel 2016 erano state 8, quindi molto poche, e quindi poi invece nel 2017, probabilmente anche per motivi un po' di favore politico,
statistico 24 sono state appunto le coppie che si sono unite civilmente, e quindi poi erano probabilmente tutte quelle che desideravano arrivare a questo passo ma non l'avevano potuto fare negli anni precedenti. Ecco, un'ultima battuta con l'avvocato Gislon, l'importanza di formalizzare un rapporto. No? Perché, ma allora l'importanza di formalizzare, la formalizzazione comporta una disciplina, quindi il matrimonio ha una disciplina, le unioni civili hanno una disciplina similare al matrimonio, quasi coincidente, le convivenze di fatto hanno un altro tipo di disciplina. E i registri sono due, perché uno è il registro dei matrimoni e l'altro è il registro delle unioni civili, fatto con i decreti attuativi della legge Cirinnà, che hanno previsto anche delle modifiche anagrafiche. Questo però viene incontro a chi formalizza l'unione, perché poi si acquisiscono, come si diceva, dei diritti. Anche, sì, perché noi l'abbiamo chiamata unione civile, ma in sostanza è un matrimonio tra persone dello stesso sesso, cioè quello che ne consegue sono gli stessi diritti che hanno le coppie etero che si uniscono in matrimonio. Dobbiamo fermarci qua perché il tempo è scappato via, siamo andati ampiamente oltre quelli che erano le previsioni. Io ringrazio l'avvocato Francesca Gislon per essere stata qua con noi, grazie al dottor Oscar Miotti, grazie per essere stato con noi, grazie anche al rappresentante del Popolo della Famiglia Massimiliano Zanini, grazie per essere stato con noi. Per i nostri telespettatori invece, dopo la pubblicità, la nostra rubrica del Memento, torneremo ad occuparci di sanità, anzi parleremo di schede ospedaliere, perché è stato, come dire, sono state presentate le schede ospedaliere per il Veneto e apriremo un focus sulla sanità padovana tra poco.